Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Giorgia Trasselli, una chiacchierata informale a distanza su carriera tra ultimi spettacoli e progetti per il futuro. Ultimo spettacolo interpretato dall'attrice Miseria e Nobiltà, diretto da Luciano Melchionna, e la produzione Ente Teatro Cronaca. Protagonista di Analisi Logica, scritto e diretto da Marco Predieri, in cui Giorgia Trasselli, ospite per una notte nello studio di un'amica psicologa, si troverà a fronteggiare un maldestro visitatore con tanto di pistola. Un intreccio brillante che si colora di comicità e sfumature noir. Ascoltiamo l'intervista con Giorgia Trasselli. Salutiamo subito la nostra ospite, benvenuta Giorgia Trasselli, la Tata di Casa Vianello. Infatti siamo felici quindi di farvi ricordare e risentire questa splendida sigla, ed è un omaggio a cura dell'orchestra La Corelli. E grazie soprattutto a Jacopo Rivani, che è lo splendido direttore di questa orchestra. Parliamo un po' dell'Analisi Logica, che è l'ultimo spettacolo che doveva andare in scena, però ovviamente poi è stato bloccato per ovvi motivi, che vede anche protagonista la nostra Giorgia Trasselli. Di che si tratta? Tu sei autore di Analisi Logica, di che cosa parla? Questo spettacolo che ho scritto per Giorgia parla di un incontro notturno nello studio di una psicologa, nel quale studio nessuno dei due personaggi presenti nell'opera in realtà doveva trovarsi, perché poi Giorgia racconterà il suo personaggio, ma si trova lì per casi fortuiti, perché le viene prestato questo appartamento studio e si troverà in presenza di un bel ragazzo, che poi il gioco teatrale è quello di scoprire chi sia e quale sarà la reale interazione tra di loro. Giorgia, come hai strutturato, come hai caratterizzato questo personaggio di Analisi Logica? Sì, ho cercato di conferirgli quell'ironia, quella iniziale e strana pacatezza che questo personaggio dovrebbe avere, per poi dopo fuoriuscire in maniera folle, esuberante e scatenata. Parliamo adesso invece un po' del lavoro che hai fatto con Miseria e Nobiltà. Uno spettacolo veramente meraviglioso, con un Lello Arena fantastico e dire poco, e questa bellissima regia appunto di Luciano Melchionna. Ecco Giorgia, come hai fatto ad entrare subito in questa napoletanità? È difficile per un'attrice che non è napoletana entrare in questo spirito della commedia napoletana? Sì, ed è difficile, lo dico senza remore, senza timori di esagerare, è proprio difficile, perché i napoletani sono molto gelosi della loro cadenza, no? Del loro modo di parlare, e quindi io temevo moltissimo. Sempre con la regia di Melchionna, Giorgia Trasselli interpreta Trieste nei Parenti Serpenti, prodotto da Ente Teatro Cronaca. Nel secondo atto, quando Saverio e Trieste comunicano ai propri figli che hanno bisogno di essere accuditi, nelle case di uno di loro si lacereranno immediatamente tutte le convenzioni sociali e le maschere cadono. Un vortice di verità, sfoghi, antipatie e tradimenti. Parenti Serpenti è uno spettacolo drammaticamente umoristico che nel paradosso racconta un assassinio familiare, ma lo fa con tale garbo e ipocrisia da ferire profondamente lo spettatore. Un parere critico su Parenti Serpenti, così come l'hai trovato? Beh, devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Giorgia lo sa, lei fa una Trieste straordinaria. Quando entra in scena si fa quasi fatica a riconoscerla immediatamente, no? Per come l'ha caratterizzata, come si muove, proprio anche come cammina. E poi devo dire che la regia di Luciano è molto bella, è una regia che
Da regista invece gli posso tranquillamente invidiare questo carillon che lui mette in scena proprio già a partire dalla scenografia, che diventa il carillon attorno al quale si muovono, dentro il quale si muovono i personaggi, con il coinvolgimento della platea, questi attori che arrivano dal pubblico. Insomma, devo dire che è uno spettacolo fatto molto bene. Oltretutto riprende un film noto a tutti, no? Quello di Monicelli, ma riesce a dargli un'altra patina, un altro colore, una sua originalità. È difficile secondo te riuscire a scrivere oggi per il teatro? Ti capita di scrivere avendo già in mente chi magari deve interpretare un determinato ruolo oppure no? Dipende, nel caso di Giorgio è stato così, altre volte no, ecco, ci sono cose più personali. La prima commedia che ho scritto, Cuori Matti, che ho portato anche a Roma e abbastanza in giro per l'Italia, dove ero anche interprete, è nata da una mia personale storia d'amore che poi è diventata una commedia e quindi con uno spunto più personale. Quello che sto scrivendo ora sono altri casi ancora, ecco, quindi dipende molto da come ti arriva l'ispirazione. In questo momento sto scrivendo, anzi ho appena finito di scrivere un giallo ambientato in una villa disabitata, e questo sono più suggestioni visive che me lo hanno in qualche modo proposto, ecco, e poi da lì è nata l'idea. C'è un personaggio che io ho fatto tanti anni fa facevo una bambina, figlia di boss mafiosi, che poi decideva da grande di uscire da questa famiglia maledetta e di indossare la toga di magistrato, quindi di andare verso la legge, ed era Gardenia, 7 giornate e un tramonto, con la regia di Vanessa Gasbarri, un personaggio che mi ha segnato profondamente, soprattutto perché ho recitato questo monologo, era un lungo monologo a Palermo, nel centro di padre Paolo Bucaro, il padre Bucaro, e la sera tra gli ospiti importanti che c'erano, perché c'era un riferimento in questo monologo finale a Paolo Borsellino, al grande magistrato Paolo Borsellino, c'era la signora Agnese Borsellino, e questo per me rimane sì una storia, un personaggio che io ho vissuto profondamente, soprattutto per la sua presenza e per quello che ha significato per me in quel momento recitare, stare davanti a lei. Giorgia Trastelli interpreta anche Miseria e Nobiltà, non una semplice copia delle rappresentazioni celebri. Arena e Melchionna vincono la scommessa con un adattamento che riesce ad aggiungere suggestioni nuove e di grande attualità a questo classico senza tempo. Il risultato è uno spettacolo esilarante, ma che lascia al pubblico un retrogusto amaro e diversi spunti di riflessione. L'adattamento di Arena e Melchionna è mirabile nel mettere in risalto le disuguaglianze sociali, sottolineando però che la miseria non è soltanto quella legata ai fattori economici. Com'è stato lavorare in Miseria e Nobiltà e soprattutto la regia di Melchionna? Svelaci qualche segreto retroscena. Com'è Luciano come regista? È terribilmente serio, terribile perché esige moltissimo da noi, perché diciamo che appunto non si accontenta, scava, ma questo suo scavare, questo suo cercare all'interno di una battuta, nella costruzione di una scena, di un personaggio, di un dialogo, questo cercare in profondità fa sì che poi dopo metta noi attori in una botte di ferro, come dico spesso io. Esige molto da noi, esige molto da noi perché in realtà ci tiene talmente tanto all'attore che vuole che il suo attore tiri fuori il meglio di sé. Passiamo invece un po' alla televisione. Giorgia, se dovessi oggi interpretare un film per la TV, una fiction, una serie, che cosa ti piacerebbe fare? Io sono stata veramente tanto fortunata perché ecco, era una buona televisione, brillante, una televisione Ma che fatta entrava anche da appunto, professionisti, come si sì. suol dire, nelle case Sì. di tutti, in maniera soft, in maniera intelligente e simpatica. Quindi il mio desiderio quale potrebbe essere? Che mi ricapiti, non lo so, in una fiction, in una serie, non so, altrettanta fortuna. Prima hai citato
citato il teatro di ricerca. Che linea sottile passa dalla semplice improvvisazione a invece una tecnica costruttiva di teatro di ricerca? Cioè, che cosa possiamo catalogare come teatro di ricerca e che cosa invece no, secondo te? Questa è una bella domanda. Devo dire che da un po' di tempo a questa parte tutti pensano di poter fare ricerca senza conoscere spesso e volentieri le fondamenta del teatro classico. Se io devo pensare alla ricerca intesa come i maestri della ricerca, che so, Leo de Berardinis, piuttosto che Carmelo Bene, erano sicuramente degli artisti che conoscevano molto, molto bene i fondamenti del teatro classico, di come si fa teatro, anche il teatro borghese, e da lì appunto ricercavano, c'era uno studio, sì, quindi anche sulla tecnica da usare, da applicare alle sensazioni e ai sentimenti. Un pensiero da dare ai nostri telespettatori, non solo quelli di Facebook ma anche quelli della televisione. Ci lasciamo con un augurio di che tipo in questo periodo particolare per il teatro? L'augurio intanto è quello di uscirne bene tutti, sani e salvi da questo periodo così difficile, così duro, e ne usciremo senz'altro. E più gioiosi di prima, ecco, questo è il mio augurio, gioiosi di poter uscire, ma veramente andare a teatro, andare al cinema, stare insieme, questo è il mio augurio. Il teatro è pronto a ricevere tutti, sono sicura di questo. Il teatro ci aspetta sempre, il sipario si apre sempre, questo è il mio augurio. Mi associo all'augurio che ha fatto Giorgia per tutti noi, stiamo uniti, resistiamo e speriamo di tornare ad abbracciarci, a stropicciarci fisicamente molto presto. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.